Ma cosa succede qua che c'è tutta sta coda? Bisogna cambiare il dottore e quindi c'è questo casino. Fazzè di Trevignano, 1 settembre, ore 8:45. Questi sono i cittadini che da questo mese devono cambiare il medico di base. Purtroppo il dottor Mini Massimo ha cessato l'attività con il 31 di agosto. Dal 1 di settembre 1800 pazienti sono rimasti senza medico. C'è stata data notizia dall'anagrafe sanitaria che 1000 pazienti verranno assegnati alla dottoressa Sofia Artuso qui a Fazzè di Trevignano e gli altri dovevano arrangiarsi. Le persone sono arrivate qui a mezzanotte, qualcuno ha dormito qua, hanno creato dei numeri improvvisati per dare la possibilità a tutti di rispettare la coda. Una cosa quindi ai primi 1000 posti sicuri per il nuovo medico di base e una coda in autogestione ricevuta da 2 addette dell'ULSS con questi risultati. Ce ne sono dentro 40 e io sono da poco arrivata e ho 228, immaginarsi. 231, quindi quando sarà il suo turno? Non so perché con Speed non si può, dobbiamo provare anche con Speed. Niente da fare. Niente da fare. È venuta alle 6 del mattino perché? Per prendere il posto per i miei genitori, per i miei suoceri, per le persone anziane soprattutto. Ma non era possibile fare in altra maniera? No, perché il mio compagno e anche i miei cognati è tutta questa notte che stanno provando con lo Speed e non si entra. Si aspettava una roba del genere? Si immaginava, non si aspettava. Ma è tutto questo per il cambio di un medico? Sì. Per i primi 40 posti a sedere, per gli altri solo in piedi o in carrozzina. Ho i ginocchi a tocchi. Oh signor benedetto. Ma anche lei è in coda per il medico? Certo, per cosa può? Quanti anni ha? 87. E qua anche con un bambino piccolo? Che numero ha? Il 24. E a che ora è venuta qua? Mio marito è venuto qua alle 5:30. Inevitabili gli sfoghi e gli appelli al direttore Francesco Benazzi. È una vergogna. Andiamo a casa. Che numero ha tutti? Che numero 166. ha? E non ti spedi neanche te? E ne ha fatto 7-8 da 8. Neanche sì, 7. È un manicomio. Ma anche lei è qua che sta aspettando? Purtroppo sono in mezzo in manicomio. Non è possibile, ma così funziona. Al direttore Benazzi dico che è uno schifo perché sia l'ULSS coordinato male e sia anche il nostro comune, perché per fortuna ci siamo autogestiti. Quando sono arrivati loro qui dell'ULSS alle 7:30 era un casino. Infine c'è chi ritenterà una prossima volta. Sei riuscita? No, guardi, io proprio ci rinuncio.